Allora, gli occhiali. Allora, io sono Alberto Corò, sono dirigente del settore dei servizi informatici del Comune di Padova. Alla mia destra c'è, aspetta che, scusami Sara, c'è Sara Bertoldo, dirigente dei servizi sociali, sempre del Comune di Padova, e alla mia sinistra, scusate, inquadro anche i colleghi, se ce la faccio tutte e due, non ce la faccio, ma comunque adesso Nicolò, Carletto e Edoardo Castellan che ci supportano, diciamo, e che stanno seguendo, soprattutto seguono come appunto per quanto riguarda il settore dei servizi informatici, il progetto MyCity. Allora chiederei sì, diciamo, Nicolò se mi proietta le slide. Allora, sì, qui abbiamo tre associazioni presenti, purtroppo non ho il nome delle associazioni, però dopo vi presentate, insomma, quando ci sarà il momento anche dopo di co-design, ok, quindi mi scuso, non mi sono preso giù nota, forse se Edoardo se mi vai a prendere, grazie all'elenco delle associazioni, così almeno saluto. E se eventualmente Nicolò proviamo a vedere chi sono beh, c'è anche Stefano, con noi Stefano Mineo del Comune di Bologna, che ringrazio, che sarà, grazie Stefano. Buongiorno a tutti. Ci conosciamo da molti anni e collaboriamo come tra appunto il Comune di Padova e il Comune di Bologna, collaboriamo da molto su progetti appunto di, possiamo adesso chiamarli transizione al digitale, invece una volta si chiamavano di government, vabbè, comunque le abbiamo un po' passate tutte, sin dal primo bando del ministro Stanca, se ti ricordi Stefano. Allora, quindi siamo un po' vecchi, come dice qui un collega dell'associazione che qui è intervenuto, quando dovevamo scrivere il foglio avevamo tutti e due gli occhiali con, diciamo, da vista da vicino. Allora, vado un po' al dunque per lasciare diciamo, più spazio possibile alla sessione appunto di co-design, che è la parte finale, diciamo, è la parte anche più consistente. Ci dividiamo un po' la presentazione tra me e Sara Bertoldo. Quindi io parto e faccio una prima presentazione generale di quello che è il progetto MyCity, cerco di andare veloce perché alla fine diciamo, ci sarà, diciamo, ci si concentrerà più sui servizi che riguardano gli invitati, quindi la parte delle associazioni, però insomma siccome dobbiamo dare un po' di visibilità completa al progetto, vai pure Nicolò se vieni avanti con le slide, grazie mille. Ok, perfetto, vai pure, saltiamo pure la... Allora, sì, come avete già sentito, il progetto MyCity è uno dei due progetti che sono stati finanziati nell'asse 2, che è diciamo, l'agenda digitale, ha finanziato il POR FESR, che è il piano operativo regionale dei fondi europei di sviluppo regionale. Questi fondi sono principalmente fondi europei, c'è una compartecipazione dello Stato e della regione. Adesso non mi ricordo le percentuali, però la percentuale più grossa è sicuramente quella, diciamo, della comunità europea. Noi avevamo e abbiamo l'obiettivo di realizzare dei servizi digitali che sono legati all'asse 6, che è quello diciamo, del sviluppo urbano sostenibile. Qui noi come informatica, come transizione digitale, interveniamo soprattutto a supporto di anche le altre due azioni che sono diciamo, nell'asse 6, che sono la mobilità e l'inclusione digitale, inclusione sociale, scusate. Quindi, però il tutto viene comunque, come vedete dalla slide che vedete qui, ha comunque due punti di attenzione, insomma, su cui dobbiamo essere assolutamente conformi, che è la sostenibilità e la vivibilità. Quindi da una parte, come si è detto più volte negli interventi, c'è il discorso della realizzazione dei servizi di government, no? Quindi in cui c'è un'interazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione tramite i canali digitali. Dall'altra parte, naturalmente, però, questi servizi devono essere anche servizi, o meglio, queste piattaforme digitali devono essere anche
volte a gestire una città in un'ottica, diciamo, speriamo più efficiente, anche se è una parola un po' fredda, ma nello stesso tempo questa efficienza dovrebbe generare che cosa? Una vivibilità. Insomma, questo è insomma, l'obiettivo. Il fatto dell'efficienza, se non c'è vivibilità, insomma, ha un senso più che altro aspetto economico, ma dal punto di vista dopo della vera qualità diciamo, di vita, dopo non è detto che ci sia una ricaduta. Quindi ecco, la sostenibilità e quindi nelle soluzioni tecnologiche vanno individuate e che quindi realizzare ma che siano sostenibili e il fatto di aumentare quello che è il livello della qualità di vita nelle nostre città. E questi sono diciamo, i due asset come avete avuto modo, quindi andiamo veloci, le aree urbane sono state individuate all'interno di un processo che ha fatto Regione Veneto e le aree urbane sono 5, come avete sentito, sono i vari interventi, sono in totale 28 comuni, 5 autorità urbane, sono 28 comuni in totale, le autorità urbane potevano avere al massimo altri 5 comuni, diciamo oltre il capoluogo di provincia, a parte quella di Montebelluna che ha fatto un aggregato non avendo un capoluogo di provincia come diciamo, capofila. Il comune di Padova all'epoca, quando è stato scelto, ancora con la precedente diciamo, amministrazione, appunto ha fatto un accordo con Albignasego e Maserà con una logica diciamo, di continuità territoriale in un asse anche di viabilità, okay, di mobilità. Vai pure avanti, grazie. Cosa stiamo realizzando? Insomma, stiamo realizzando dei servizi che, come dicevo prima, sono su due ambiti, quello del sociale, che è quindi anche l'argomento principale di oggi, e quello della mobilità. Sul sociale sono stati fatti qui sono delle aggregazioni, naturalmente ci sono dopo dei servizi invece più chiamiamo verticali, sono dei servizi specifici. Uno è il registro della fragilità, che quindi in qualche maniera vuole raccogliere per vari scopi le fragilità, diciamo, naturalmente stiamo parlando di persone, okay? E quindi mappare, registrare quelle che sono le fragilità e quindi questo sia per un obiettivo legato naturalmente agli interventi sociali, qui però Sara integrami, basta solo che accendi lì, quindi se dico qualche imprecisione o stupidaggine per favore assolutamente correggimi, ma anche si può partire, questo registro può essere anche utilizzato ad esempio per altri scopi non prettamente sociali, ma ad esempio di protezione civile, perché magari c'è un'emergenza, c'è su un'area specifica della città, sapere che in quella specifica ci sono delle fragilità che quindi assolutamente vanno trattate in maniera diciamo, puntuale e precisa con dei mezzi assolutamente adeguati, ecco che questo registro di fragilità può in qualche maniera essere di aiuto anche non solo agli interventi di carattere sociale, ma anche a altri tipi di interventi. Quindi da là, naturalmente ci sono anche la possibilità di fare delle segnalazioni, quindi non solo quello che arriva da parte del lavoro quotidiano che fanno i servizi sociali, ma anche da quello che è il mondo del volontariato o comunque anche insomma da parte dei cittadini di poter fare delle segnalazioni su delle fragilità che ci sono nel territorio. Quindi non è che questo non ci sia già adesso, è una facilitazione, quindi una possibilità di avere un canale di tipo digitale per poter diciamo, segnalare delle situazioni. Dall'altro c'è la piattaforma del volontariato su cui dopo andiamo diciamo, specificatamente, Sara ne parlerà, quindi non entro nel metodo, così non svelo nulla. E dopo invece quello che è stata un po' la sofferenza, tra virgolette, di questi mesi qui, sofferenza dal punto di vista organizzativo, no? È vero che l'INPS ha erogato contributi come non aveva mai erogato in 20 anni messi tutti insieme in un solo anno, quindi mi sono immedesimato nell'organizzazione dell'INPS e anche nei sistemi informatici, immaginate con quale volume è arrivato addosso a questo ente che è riuscito bene o male comunque a diciamo, erogare. E invece i comuni avevano tutta una serie di altri contributi e anche qui sono stati investiti di un'attività, prima è stato citato il 110, ma Sara diceva, e noi che abbiamo dovuto fare altro che in un anno e mezzo.
in 15-20 giorni mettere in piedi il sistema per erogare i contributi, ad esempio dei buoni pasto, buoni spesa, scusate, no, buoni pasto, scusate. Quindi ecco che l'aspetto della digitalizzazione qui va proprio a coprire un ambito che è quello proprio della gestione sia della domanda che dell'erogazione, e quindi cercando di minimizzare quelle che sono diciamo, le difficoltà del cittadino nella richiesta, okay? Quindi cercando di massimizzare quindi e anche massimizzare l'efficienza da parte del comune nell'erogazione di questi contributi. Poi c'è diciamo, un servizio specifico legato ai servizi educativi integrativi scolastici, quindi il pre e post scuola, quindi la possibilità da parte dei comuni di poter gestire delle istanze proprio di richiesta, di erogazione di servizi pre e post scuola, dei più naturalmente qui vanno dopo specializzati in funzione naturalmente della tipologia di servizio. E poi ci sono diciamo, dei servizi che tendono a allargare o diciamo, a aumentare la capacità di diciamo, diffusione, di coinvolgimento dei cittadini nei confronti delle associazioni. E quindi ecco qui la richiesta di informazioni in merito a enti e organizzazioni del territorio, quindi un cittadino può chiedere diciamo, delle informazioni tramite naturalmente delle interfacce anche qui molto semplici e intuitive, e riceve da parte dell'ente delle informazioni naturalmente e in qualche maniera cercare di veicolare l'informazione e far sì che ci sia un incontro a un certo punto di domanda, chiamiamola offerta, o da parte del cittadino che vuole fare delle azioni di volontariato e invece delle associazioni che cercano naturalmente di coinvolgimento dei cittadini per aumentare la loro capacità di intervento nel tessuto sociale. Poi c'è diciamo, la possibilità di diciamo, anche qui per noi a Padova tutto sommato è qualcosa che è già stato messo in piedi, ma questo si specializza all'interno di una piattaforma di tipo generale, che è la domanda di iscrizione all'albo delle associazioni. Okay? Quindi qui abbiamo già messo in piedi, se non ricordo male, Nicolò, quest'anno qui con l'attuale portale, qui invece viene portato all'interno comunque di un portale, diciamo così, diciamo, in una modalità anche uniforme nel territorio regionale, la possibilità di gestire le iscrizioni tramite sempre una forma, diciamo, un processo digitale. Poi c'è il discorso dei servizi di agenda, anche qui c'è una specializzazione rispetto ai servizi che già il Comune eroga, e quindi si passa all'interno di una piattaforma integrata. Il calendario del cittadino, quindi il cittadino che può assolutamente avere, diciamo, la visibilità di quello che ha prenotato, avere quindi memoria e tutto quanto, e le notifiche, cosa che abbiamo anche già attivato per una particolarità, insomma, magari non piacevole, che è quello dei pagamenti, che arriva la notifica tramite l'app Io per i pagamenti che sono quelli, diciamo, preimpostati, quindi i cosiddetti avvisi di pagamento. Vai avanti, vado via veloce, altrimenti non lascio spazio a Sara. E poi c'è tutta la parte legata alla mobilità, specialmente alle ZTL, in cui vado già un bel po' di servizi, andiamo di fatto a completare tutto quel fronte delle richieste di accesso alla ZTL. E per quanto riguarda l'aspetto sempre delle categorie fragili, invece andiamo a anche qui digitalizzare il processo di richiesta del CURE, quindi del contrassegno unificato disabile europeo. Qui si aggancia anche un'altra cosa, che è quello che finalmente dovremmo riuscire a fare, che è quello di entrare nel circuito che in Veneto si chiama ZTL Network, che permette quindi di un disabile che ha registrato una targa presso il Comune di Padova, far sì che non debba domandare l'autorizzazione a entrare a Verona, perché quella targa a questo punto va in circolo nella Regione Veneto e quindi non deve domandare nulla, può entrare. Quindi naturalmente è meglio che verifichi prima se tutti i comuni dove sta andando hanno aderito alla ZTL Network, però penso che sia, soprattutto siccome non sono tantissime città che hanno le ZTL, e quindi questo è comunque un servizio molto diciamo, importante per alcune categorie. Mi pare che abbiamo finito, se non ricordo male. Sì, perfetto. Allora io lascerei la parola a Sara Bertoldo
dirigente servizi sociali, che invece vi va a un po' approfondire quello che è la piattaforma del volontariato. Sì, grazie Alberto, buongiorno a tutti. Chiedo ad Alberto ovviamente di intervenire nel caso in cui sia io che dica cose un po' strane rispetto agli aspetti informatici. Sì, come diceva Alberto, i servizi che sono stati sviluppati, che si stanno sviluppando all'interno di questo progetto, sono servizi a favore dei cittadini che vedono comunque la pubblica amministrazione parte attiva di questa attività. La piattaforma del volontariato che è stata pensata e che stiamo condividendo con voi, appunto, prevede la possibilità di, nello specifico, quindi una parte dei vari processi che poi saranno comunque sviluppati all'interno del progetto Porfesre. La piattaforma del volontariato prevede di fatto la possibilità di avere l'incontro tra domanda e offerta. Quindi la possibilità da una parte per le associazioni di iscriversi a questa piattaforma e quindi indicando tutti quanti i loro dati relativamente appunto a sede, orari, attività che la singola associazione fa e quindi creare di fatto un'anagrafica della propria associazione e all'interno di questa piattaforma quindi possono essere ospitate tutte le realtà associative che svolgono la loro attività per quanto riguarda noi, insomma, nel territorio di Padova. Ovviamente questa anagrafica può sempre essere modificata e aggiornata direttamente dall'operatore che poi viene autorizzato appunto a iscriversi ed entrare nella piattaforma. Quindi in questo primo step è possibile quindi inserire tutte quante le informazioni relative alla singola associazione e modificarle laddove dovesse essere necessario appunto modificarle. L'operatore di back office, che è l'operatore della pubblica amministrazione, interviene di fatto inserendo un identificativo che è l'identificativo che è collegato con il registro delle associazioni, quindi per fare una verifica rispetto al fatto della presenza dell'associazione che abbia l'iscrizione nel registro delle associazioni e quindi poi di fatto procede con l'autorizzazione e la visualizzazione della singola scheda. Gli operatori delle associazioni ovviamente vedono i propri dati e possono entrare e modificarli. L'operatore di back office della pubblica amministrazione ha la visibilità a tutte quante le richieste che vengono inoltrate e di fatto comunque le associazioni visualizzano i propri dati nello specifico. Poi ovviamente quello che invece è pubblico, che sarà pubblicato poi nella piattaforma visibile a tutti, lì si trovano tutte le informazioni, tutte quante le associazioni. Quindi come dicevo prima appunto si accede tramite il My Intranet, ma questa è una cosa più che altro interna nostra, e una volta che l'associazione si è registrata in questo portale avrà la possibilità di pubblicizzare la richiesta eventuale di aiuti, quindi il fatto di poter avere dei cittadini quindi dare la possibilità ai cittadini di trovare tutte quante le posizioni aperte per attività di volontariato. Quindi l'idea è quella proprio di creare una piattaforma di scambio tra le esigenze delle associazioni da una parte e le disponibilità che possono avere i cittadini a fare attività di volontariato. Quindi le associazioni che saranno iscritte potranno, quando lo ritengono utile e ne hanno la necessità, pubblicare le richieste di volontariato, quindi pubblicare le loro necessità dicendo che per esempio sono alla ricerca di volontari per determinate attività in determinati giorni oppure dando tutte le indicazioni e le informazioni possibili e questo quindi verrà pubblicato poi nel portale e di fatto genera una proposta, una richiesta di iscrizione di volontariato. L'operatore di back office di fatto dell'amministrazione visualizza la lista delle associazioni per le quali è aperta una richiesta, appunto, è aperta una posizione. Di fatto dal back office ogni associazione invece accede solamente ai propri dati.
E successivamente, quindi, una volta pubblicata questa domanda, nel portale sarà possibile per i cittadini visualizzare tutte quante le richieste di posizioni aperte di ricerca di volontariato e proporsi, quindi i cittadini possono proporsi direttamente scrivendo alla o alle associazioni che ritengono più vicine alle loro disponibilità o alle loro esigenze. Quindi di fatto in questa fase si attua proprio lo scambio tra la domanda e l'offerta di volontariato. Ovviamente il cittadino manda la propria comunicazione e viene visualizzata direttamente dall'associazione che aveva proposto quella ricerca. Quindi di fatto il cittadino, diciamo, viene, nel momento in cui accede al portale, comunque viene facilitato anche nella compilazione di tutti quanti i dati, in quanto comunque ci sarà la possibilità di accedere anche al recupero dei dati personali, quindi cercando di rendere ancora più semplice la possibilità per i cittadini appunto di iscriversi e l'associazione riceverà poi la proposta direttamente e poi valuterà valuterà l'offerta che gli è stata proposta da uno o da più cittadini e deciderà eventualmente se fare dei colloqui, fare altre attività per effettivamente poi definire le modalità di collaborazione tra la propria associazione e il cittadino che si è reso disponibile. Nell'ultimo step, appunto, la pubblica amministrazione, quindi la parte di back office, è possibile vedere eventualmente l'esito di questi colloqui che vengono fatti e quindi vedere quante proposte sono state accettate e quanti hanno concluso poi l'iter positivamente. Ovviamente questo percorso risulta anche utile all'interno di una serie di progetti attivati dal servizio sociale che prevedono appunto la possibilità per alcuni soggetti fragili soprattutto di svolgere delle attività di volontariato all'interno di associazioni del territorio tramite un percorso partecipato che è definito di fatto unicamente alle assistenti sociali. Quindi questo diventerebbe un'ulteriore possibilità appunto di poter come dire, avere a disposizione tutte le possibilità di offerte che possono avere le associazioni. Come amministrazione appunto pensiamo che il fatto di recuperare dei volontari non sempre sia semplice e magari le persone in determinate situazioni o momenti possono anche dare la loro disponibilità per un tempo limitato, quindi questo potrebbe anche diventare utile. Faccio un esempio a quanto è appena successo adesso con la pandemia, sicuramente molte persone si sono rese disponibili per dare una mano, faccio l'esempio della consegna magari delle borse spesa piuttosto che di altre attività che sono state fatte che sono state anche delimitate nel tempo. Quindi può essere che ci possano essere delle situazioni eccezionali che richiedono quindi una chiamata a tutti i cittadini o semplicemente anche delle attività che comunemente le associazioni fanno e chiedono comunque, rendono possibile ai cittadini di sapere le attività che vengono fatte e quindi diventa anche una vetrina per sapere che cosa c'è sul territorio di Padova e quali possono essere le attività alle quali i cittadini comunque possono, come dire, candidarsi per dare il loro aiuto e il loro contributo anche senza per forza diventare soci dell'associazione, ma semplicemente magari partecipando all'attività oppure poi facendo anche scelte diverse. Io ho finito con la presentazione, ovviamente siamo qui, se ci sono domande. Sì, direi fare così, in modo anche se sei d'accordo Sara, adesso farei intervenire il collega diciamo di Bologna, sì, in modo tale che appunto Stefano magari se dopo magari se vuole si può anche insomma anche liberare insomma adesso che Stefano ci porta adesso che poi ritenete libero insomma Stefano porta la loro esperienza come comune di Bologna in quest'ambito. Bologna è una delle città, uno degli enti che nell'ambito delle collaborazioni con, diciamo, fra enti e nei progetti ha utilizzato quello che era sotto il nome di riuso del software. Quindi c'è stato
una progettualità che è nata da Regione Veneto, che quindi è stata, diciamo, presa da Bologna. Naturalmente ci sono stati scambi anche naturalmente nelle altre direzioni, e questo è un po' il valore che nell'ambito, insomma, quello che si è visto nella comunità, passatemi in termini degli informatici, siamo riusciti a creare a livello italiano, con una rete di relazioni importanti che negli anni si è anche riflettita, cioè nel senso che si è intensificata sia fra le città, ma anche finalmente anche verso il centro, verso Roma, passatemi il termine, verso la parte nazionale, la componente nazionale, perché è intervenuta, diciamo, in maniera molto importante, e quindi ha dato ancora maggior potenza e capacità a questa rete di collaborazione. Quindi lascio a te, Stefano, la parola, i 10 minuti, e dopodiché passerei a, se ci sono delle domande, così magari possono essere delle domande anche per te, per cui l'ho rimandato alla... Cioè, e dopo, però le domande le concentriamo un attimino, dopo passerei invece a quello che è più importante per chi è intervenuto, invece la parte di co-design, perché abbiamo tempo massimo fino a mezzogiorno e un quarto, quindi insomma non... Vai pure Stefano. Buongiorno a tutti nuovamente, grazie per l'invito a Regione Veneto e a Comune di Padova per questa interessante occasione, per confermare appunto questa collaborazione fra i territori che a nostro avviso sarà molto importante da qui nel proseguo. Noi stiamo cercando di fare come territorio, prima metropolitano bolognese, poi come Regione Emilia-Romagna, un percorso analogo a quello che ha intrapreso il vostro territorio, e quindi di far sì di rendere disponibile una piattaforma di servizio che sia appunto di territorio, e quindi a supporto dei processi di digitalizzazione di tutti gli enti del nostro territorio. Mi sentite, vero? Mi confermate che va tutto bene? Ok, perfetto. E io ho pensato di insomma, focalizzare il mio intervento rispetto a un tema in particolare che abbiamo vissuto nella nostra esperienza, che è quello del sostanzialmente cosa vuol dire, a nostro avviso, mettere il cittadino al centro dell'attenzione del nostro, diciamo così, nel nostro sforzo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel senso che io credo che l'aspetto che dovrà caratterizzare maggiormente il prossimo periodo di lavoro sarà quello di lavorare in questa direzione, cioè non solo digitalizzare quello che ancora non è digitalizzato, ma soprattutto far sì di rendere disponibile ai nostri utenti, che siano cittadini, che siano imprese, che siano associazioni, insomma tutti coloro che interagiscono con la pubblica amministrazione, avere disponibile un ambiente confortevole, deve essere gradevole interagire con la pubblica amministrazione in modalità anche digitale. E quindi non dobbiamo fare solo servizi digitali, ma dobbiamo fare dei buoni servizi digitali che siano quindi facili da utilizzare, che siano soprattutto utili, perché a volte magari ci inventiamo dei servizi che poi magari vengono utilizzati una volta l'anno o neanche, e allora magari forse non vale la pena porre in priorità servizi di questo tipo. Utili vuol dire, a nostro avviso, consentire a chi li utilizza di risparmiare tempo e di avere, come si può dire, forse addirittura un'accuratezza maggiore, migliore nell'utilizzo di un servizio, quindi rispetto a quella che può essere l'interazione fisica, il digitale a volte può essere addirittura più accurato nel dare un servizio, nel rendere disponibile un servizio ai cittadini. E quindi questo, a nostro avviso, vuol dire mettere attenzione, mettere il cittadino, l'utente al centro della progettazione dei servizi che dobbiamo realizzare. Ho pensato di aiutarmi con una presentazione che mi vado a condividere, ma non è che aggiunga, diciamo così, qualcosa di clamoroso, però se mi date 10 secondi vado a condividere il mio schermo. Ok, dovreste adesso vedere una pagina. Ce la vediamo, Stefano, vai pure.
Quindi su questo solo diciamo così, per dire quali sono stati appunto i principi che ci hanno guidato nella realizzazione di questa piattaforma che sta per partire. Fra l'altro andiamo online il 1° di luglio e quindi siamo anche un po' in fibrillazione per vedere l'effetto che farà. Tengo per ultimo il tema della centralità dell'utente, ma riepilogo qui quali sono un po' i principi che abbiamo seguito. Quindi noi siamo in un contesto, non solo come pubblica amministrazione, ma in generale come società, dove c'è una spinta a pensare i servizi in maniera digitale. Pensare i servizi in maniera digitale vuol dire, come sappiamo bene, non automatizzare, digitalizzare quello che facciamo attualmente, ma cercare proprio di ripensare i processi di servizio che offriamo ai nostri utenti. Pensarli anche senza abbandonare il canale fisico, quindi far sì che il digitale si affianchi e magari anche integri il canale fisico nella erogazione di questi servizi. Come pubblica amministrazione abbiamo un contesto di riferimento che è rappresentato da una serie di piattaforme e servizi della pubblica amministrazione, quindi dobbiamo fare, tra virgolette, anche i conti con questo, quindi far sì che siano gradevoli, che diventino sempre più facili da utilizzare servizi quali il Pago PA piuttosto che lo SPID. C'è un tema importante per la pubblica amministrazione che è rappresentato dal fatto di non chiedere dati che già possediamo e quindi lavorare sulla interoperabilità con le altre pubbliche amministrazioni, anche e soprattutto quando attiviamo un processo di servizio verso i nostri utenti. Dobbiamo pensare il nostro front-end in maniera digitale, quindi far sì che ci siano disponibili tutti quegli strumenti per prendere un appuntamento e prenderlo magari non in fisico ma da remoto e quindi poter interagire pienamente in modalità virtuale. E poi fare tutto questo sforzo in ottica di standardizzazione e trasferibilità dei servizi che andremo a realizzare. Centralità dell'utente per noi ha voluto dire partire da qui, sono sostanzialmente cercare di ripensare questa piattaforma che noi chiamiamo Rete Civica, capendo cosa vuol dire fare uno strumento utile per il cittadino. Quindi la prima fase del lavoro che abbiamo attraversato è stata una fase di confronto e di raccolta di bisogni e di esigenze da parte dei nostri cittadini per capire che cosa si aspettano. Quindi non deve essere la proiezione dell'ente, la rete civica, ma deve essere qualcosa che il cittadino si attende e si aspetta. E quindi è venuto fuori da questa fase di lavoro congiunto e quindi di coprogettazione, di co-design, le esigenze che qui vedete che magari possono essere scontate, però sentirsele dire dall'utente secondo me è importante. Quindi viene fuori il fatto che il cittadino vuole in particolare essere aiutato nel momento in cui utilizzi i servizi, quindi avere degli strumenti anche di supporto, di ausilio nel momento in cui utilizza questi servizi, che possono andare da la possibilità di contattare un operatore, mandare una mail per chiedere assistenza, ma nel prossimo futuro avere un assistente digitale, per esempio, che ti aiuta per capire che cosa devi fare. Piuttosto che il fatto di avere uno spazio proprio, cioè nel senso il cittadino interessato a poter raccogliere in uno spazio, quindi tenere tra virgolette in modo ordinato tutte quelle che sono le sue interazioni con una pubblica amministrazione, la propria pubblica amministrazione di riferimento, poiché siamo noi comuni. È venuta fuori quindi una piattaforma, seguendo un po' il canovaccio, diciamo, che era già presente nel vostro territorio, composta da vari moduli, diciamo così, da vari componenti funzionali, componenti di servizio che vanno a realizzare questo ecosistema di servizi che andiamo ad offrire ai cittadini. E quindi da qui come si è sviluppato il progetto. Il progetto sostanzialmente dal punto di vista del coinvolgimento del cittadino ha visto attraversare queste 4 fasi, che sono state quella che prima richiamavo, cioè la scoperta delle attese del cittadino, cioè che cosa si attende il cittadino, ma che secondo me può essere benissimo traslato anche nel contesto di un mondo di servizi verso le associazioni. Una fase di coprogettazione del servizio insieme a questi soggetti e in fase di realizzazione un'attività di testing, di verifica di quanto è stato realizzato e di verifica finale, che adesso vi racconto che cosa vuol dire più precisamente. Come siamo partiti? Siamo partiti facendo un questionario per capire, questo proprio aperto a tutta la cittadinanza, per capire appunto come viene utilizzato il sito e quali sono le aspettative. Abbiamo fatto un'analisi delle risposte che abbiamo raccolto,
le abbiamo soprattutto confrontate con i soggetti interni all'organizzazione che sono deputati poi a sostenere, a rendere sostenibili, diciamo così, determinati modelli di servizio richiesti, proposti dai cittadini. Abbiamo attivato una fase appunto di coprogettazione attraverso dei workshop per appunto costruire insieme i vari casi d'uso che si possono prospettare e quali funzionalità, che tipo di interfaccia andare a proporre al cittadino e quindi come andare a proprio costruire lo strumento, l'oggetto che deve essere poi utilizzato, e sottoponendo alla fine questi prototipi agli utenti stessi o attraverso delle sessioni, oppure facendo anche quelle che vengono chiamati guerriglia test, nel senso andare in un posto e prendere casualmente delle persone e fargli provare se sono disponibili quello che hai realizzato. In fase di realizzazione abbiamo adottato un approccio agile alla realizzazione della soluzione, che vuol dire farlo per piccoli passi, quindi fare dei piccoli pezzi di progetto, e tutti questi piccoli passi di realizzazione della piattaforma sono stati sottoposti a test da parte sempre di gruppi di utenti tendenzialmente diversi da quelli che hanno partecipato alle fasi di progettazione, ma anche mischiando le due cose. La parte finale secondo me è molto importante, molto interessante, perché normativamente da tanti anni è previsto, però crediamo che sia veramente importante porre l'accento sul fatto che questi servizi devono essere effettivamente usabili da parte di tutti, e quindi la scelta che abbiamo fatto è stata quella di fare un test finale con soggetti che sono espressione del mondo delle disabilità, quindi soggetti che hanno disabilità uditive piuttosto che visive, piuttosto che cognitive, nel senso soggetti autistici e quant'altro, per cercare di capire dove queste piattaforme possono essere migliorate da un punto di vista anche solo funzionale, ma poi soprattutto da un punto di vista proprio dell'effettiva usabilità e accessibilità. E sono venute fuori tanti suggerimenti, tante riflessioni, che vuol dire consapevolezza che non si sarà mai al 100% accessibili, usabili, però diciamo così, è un percorso che si può pensare di portare avanti passo passo anche da questo punto di vista. Quindi il messaggio che mi sentirei di consegnare è questo, cioè nel senso di portare avanti le nostre iniziative con questa ottica, e quindi sicuramente affrontando tutti i problemi tecnici che noi informatici, dico ad Alberto, sappiamo che devono essere affrontati e risolti, ma soprattutto cercando di avere ben presente che alla fine dobbiamo consegnare ai nostri utenti dei servizi gradevoli, facili da utilizzare. Grazie Stefano, veramente un intervento molto interessante, ci fa capire quello che è stato un po' il processo che avete attuato e quali sono anche i punti più importanti. Noi diciamo siamo più o meno a un terzo della strada, un terzo, metà strada, nel senso che è stato fatto prima di presentare la domanda di finanziamento, quel progetto è stato fatto proprio questa attività di intervista come avete fatto voi, quindi raccolto sostanzialmente quello che erano le esigenze nei servizi, cioè creando di fatto una graduatoria sostanzialmente, da cui abbiamo fatto la selezione. Qui invece siamo nella fase in cui è stato messo giù un prototipo e si vuole quindi avere un feedback prima naturalmente di completare, dopo ingegnerizzare definitivamente e mettere in test, e quindi arrivare a quella fase ancora più diciamo impegnativa, che è quello del test finale, che quindi insomma lì è proprio la prova, diciamo, quella più importante per vedere se quello che è stato realizzato è, diciamo, conforme o comunque si avvicina il più possibile a quello che erano, diciamo, sono i desiderata, se posso parlare così, o comunque insomma diciamo, quello che ci si aspetta, gli utenti, diciamo, i cittadini si aspettano. Ti ringrazio veramente, non so se ci sono delle domande da parte dei... sì, se vuoi avvicinarti, se andate a accendere il microfono, perfetto, se ti avvicini qui
Sì, sì. Oh, perfetto. Bene, grazie mille. Su tutti e due. Ma allora, si sente? Ok. Allora, intanto una domanda tecnica che riguarda, diciamo, il sistema. L'impianto comunque riguarda l'intera progettazione regionale o questo è ok? Sì, sì, allora rispondo così. Allora sì, è una parte da un progetto che è regionale, che va sotto il nome di MyPortal 3, perché è la terza versione, e quando c'è stato, abbiamo dovuto mettere in piedi il progetto per rispondere, diciamo, al bando fatto dal ragionamento di finanziamento per appunto nell'ambito del Porfeser, noi abbiamo detto in estrema sintesi, noi tendiamo a fare un altro portale. Servono alcuni servizi, abbiamo identificato quali sono i servizi e abbiamo detto li realizziamo sopra la piattaforma regionale in modo che anche qui, man mano che anche altri andranno a fare altri servizi, la regione stessa, piuttosto che altri comuni, aumenta di fatto il paniere, passiamo così, passo questo termine, diciamo, l'elenco dei servizi disponibili ai cittadini del Veneto. Ecco, e allora su questa base mi rivolgo anche al collega di Bologna che probabilmente da lunghi percorsi diciamo così, di sguardo al terzo settore probabilmente ha esperienza di decenni, viste le tradizioni. Vista la premessa di tutto quello che può riguardare l'incontro tra domanda e offerta rispetto al mondo diciamo, dei servizi rivolti al sociale. Tutta la premessa e quindi quella particolare declinazione riguardo al mondo verso il volontariato, la ricerca di volontari, di incontro appunto tra associazioni di volontariato, eccetera. Allora io faccio parte di una associazione non di volontariato, quindi magari non sarà mai quello riferimento. Però proprio perché magari lo sguardo è più di area più ampia, quindi regionale, un prossimo sviluppo che possa abbracciare, diciamo, tutto un mondo di fundraising, quindi avendo già comunque uno sguardo molto ampio, a un bacino sicuramente molto ampio diciamo di terzo settore, di soggetti sicuramente molto diversificati, ma che potrebbero anche guardare a un mondo privato, quindi anche disponibile probabilmente a riconoscere in azioni anche a livello di rete tra associazioni che si incontrano magari nella piattaforma più facilmente, chiaramente facendo rete tra loro con uno strumento sicuramente forte come questo. È magari in una progettazione prossima avventura, potrebbe essere uno sviluppo sostenibile da quel punto di vista, cioè non solo pensare alla singola associazione che incontra il proprio specifico mercato, ma e non solo di volontariato, ecco, questo intendo. Non so se è chiara la domanda. Allora, sì, rispondo io, poi non so se Stefano vuole aggiungere qualcosa. Allora, non è imprevisibile, nel senso che non abbiamo pensato a questo tipo di, diciamo, non so se chiamarlo servizio, perché è un po' particolare, ma comunque questo tipo di intervento. Però è molto interessante, nel senso del discorso del fundraising, cioè questo incontro a questo punto tra il privato, inteso anche l'impresa, mi pare di capire. Sì, per esempio. Perfetto. Ok, quindi la possibilità di incrociare quindi non solo diciamo, l'offerta del proprio tempo, okay, ma magari la disponibilità invece di intervento sociale da parte dell'impresa e quindi di dire intervengo nel sociale e trovo un ambito e facilito questo incontro, diciamo, diciamo quello che è la domanda di avere sì. anche dei finanziamenti. Per esempio. Cioè, allora, per inciso, un anno è abbondante di difficoltà di poter essere attivi in una struttura come potrebbe essere la mia, dove non ho bisogno del volontario perché comunque la mia attività è sostanzialmente strozzata. Il singolo volontario in una APS che si occupa peraltro non di disagio, ma che piuttosto magari previene il disagio, Certo. ma è azzoppata, è ferma, non ha bisogno di quel tipo di servizio, potrebbe aver bisogno magari di attivarsi, quindi non aspettare l'aiuto ma andare a cercarlo, e quello potrebbe essere uno strumento insomma, importante. Sì. Diciamo che ce lo segniamo a questo punto come elemento
e lo riportiamo anche ai colleghi delle altre città, capoluogo, insomma, e anche altri degli altri comuni, perché ritengo sia questo è un elemento, cioè sia l'aspetto, passami il termine, della sponsorizzazione, no? Okay. Sì, Passami il termine. Però c'è anche un altro aspetto, che è quello proprio dell'intervento sociale. Io dico, in impresa non voglio fare semplicemente la sponsorizzazione, io intendo fare un intervento sociale e quindi investo in questa associazione piuttosto che quest'altra, perché credo che queste siano delle azioni. Quindi va al di là, o una piattaforma di questo genere, come è stata un po' da lei delineata, può andare addirittura oltre la sponsorizzazione. Sì, no, ma anche perché la sponsorizzazione, come peraltro l'intervento specifico... Non sono un esperto della materia. Quindi... No, ma al di là della precisazione tecnica, di cui neanch'io sono minimamente esperto, ma voglio dire, quelli sono interventi di carattere puntuale e probabilmente molto calati, se non sul territorio specifico, sull'aspetto puntuale di quell'ente specifico. Mentre invece io almeno mi riferisco a contesti molto più ampi a livello progettuale, a livello di azione magari che coinvolge magari più enti, più organizzazioni, anche non solo più imprese, magari anche più amministrazioni, su cioè progetti, un raggio più che ampio. hanno effettivamente magari un'importanza in termini di dimensione decisamente superiore, che quindi prevede a questo punto il creare una rete, una squadra, Sì, sia di associazioni sia di enti che assolutamente. Peraltro una rete che si può anche creare attraverso quello strumento, certo. Non è detto che, ripeto, uno vada a cercare uno a uno, insomma, ecco il meccanismo. Bene. Mi fermo. Questo torna. Se non ci sono altri interventi, io passerei alla sessione, quella, diciamo, io intanto ringrazio... aspetta, scusami, Stefano, volevi aggiungere qualcosa? Scusami tanto sull'intervento. Questo quesito, ma no, guarda, stavo riflettendo perché anche noi non ci siamo spinti a tanto, nel senso è molto interessante, insomma, lo stimolo che è stato dato. Io quello che mi viene in mente è che qui come territorio bolognese una cosa, se vogliamo, simile che è stata fatta è che all'interno dello spazio digitale, quindi della rete civica, è stata attivata da alcuni anni uno spazio che chiamiamo Partecipa, che è lo spazio, diciamo così, dedicato ai processi partecipativi collaborativi con la cittadinanza. Lo strumento principale, processo che utilizziamo è il cosiddetto bilancio partecipativo, cioè sostanzialmente l'amministrazione stanzia delle risorse che vengono indirizzate su progettualità che nascono attraverso un processo di proposta, discussione e quant'altro che arriva alla fine attraverso un voto a selezionare le proposte progettuali che vengono sostenute finanziariamente. Alternativamente a questo, non so se anche nel vostro territorio è stato attivato un altro strumento che si chiamano patti di collaborazione, che sono praticamente altre forme attraverso le quali, in questo caso l'amministrazione, però in teoria potrebbe essere allargato anche al contributo di privati o comunque riutilizzo e quindi destinazione di risorse che privati mettono a disposizione per sostenere delle progettualità che vengono proposte da tipicamente associazioni e che vedono, diciamo così, intervenire l'amministrazione mettendo a disposizione o degli strumenti che possono essere spazi fisici da utilizzare o altre tipologie, diciamo così, di apporti, oppure delle risorse finanziarie che vanno a contribuire al quadro economico, diciamo così, di quella iniziativa. Sì, Stefano, infatti anche qui ci confrontavamo adesso con Sara il discorso dei patti di collaborazione, stiamo appunto attivando proprio nella gestione dei beni comuni, quindi è un processo che anche il Comune di Padova ha attivato e che insomma anche questo potrebbe essere effettivamente uno spunto per realizzare anche uno strumento di ausilio, in questo caso qui, per, diciamo, nell'ambito sempre dei servizi del volontariato, potrebbe essere anche questo. Quindi sono due spunti molto importanti che arrivano, diciamo, sia da te che dal collega dell'associazione, che assolutamente a questo punto vale la pena, insomma, che ci ragioniamo insieme e anche con Bologna su questo. Benissimo. Io direi veramente che adesso io
tu Stefano, se tu sentiti libero, puoi restare collegato, puoi anche scollegarti. Quindi abbiamo già usufruito ampiamente della tua disponibilità, quindi non vogliamo assolutamente prospettarne. Ciao. Grazie, cerco di seguirvi in secondo piano, dai. Va bene. Bene, io lascerei adesso la parola ai colleghi di Municipia, che dovrebbero, Carlo Cicognini, se non ricordo male sei tu che devi... Eccoci, sì, buongiorno. Sì, perfetto, ciao Carlo. Allora, naturalmente noi supportiamo, adesso lascio la parola a te, sappi che noi siamo qui in sala e che quindi se c'è qualche, non sono tante le persone qui in sala, c'è qualcuno collegato, sono 15 persone, quindi ci sono altre persone collegate, di conseguenza tieni presente che non ci sono solo persone in sala, quindi se devi dare delle indicazioni tieni presente anche di questo, e noi possiamo dare supporto naturalmente alle persone che sono in sala, diciamo, eventualmente se ci sono, diciamo, delle attività da fare anche qui e di cui c'è bisogno del nostro aiuto. Quindi adesso Carlo, non so se hai bisogno altro da parte che ti diciamo qualcosa, altrimenti io ti lascio proprio la parola e vai avanti. No, perfetto. Carlo, finalmente ti vedo in viso. Ogni volta facciamo le colle e vedo solo un cerchio con scritto CC. Un pollo. Eccoci, eccoci. Allora, innanzitutto buongiorno e grazie per la partecipazione. In sala c'è anche un mio collega che si chiama Mirko, per cui se avete difficoltà a collegarvi al test vi potrà lui dare una mano. Allora, per le persone che sono in sala dovrebbe essere stampato un QR code che vi permetterà attraverso l'utilizzo del vostro smartphone di collegarvi al sondaggio. Per le persone invece che sono collegate virtualmente attraverso Zoom, copio e incollo nella chat comune di questa stanza il link per raggiungere il nostro sondaggio. Nel frattempo io vi condivido anche lo schermo così faremo insieme questa attività. Ditemi se vedete la condivisione. Sì, Carlo, lo vediamo. Se diciamo ai colleghi, se non ricordo male, che chi è collegato da remoto può fare delle domande, se non ricordo male, sul tastino in basso a destra, in basso in centro di domande e risposte. Anche sulla chat, scusatemi, pure anche sulla chat. Grazie Sara, quindi se ci sono, strada facendo, ci sono delle difficoltà, vi chiedo assolutamente di chi è in remoto di iscriversi in modo da potervi dare naturalmente le indicazioni e gli aiuti necessari. Okay. Vai pure Carlo, scusami l'interruzione. Allora, nel frattempo, mentre vi collegate, vi spiego un po' che cosa faremo oggi. In chat non si vede il link, lo ricopio, eccolo qua. Allora, vi spiego come facciamo oggi. Oggi facciamo un breve test sugli scenari, per cui... Allora, stai mandando, scusami Carlo, stai mandando in chat a tutti gli esperti che siamo noi. Invece scusate. Bisogna mandare, esatto, a tutti, anche i partecipanti. Questo, giusto, esperti e spettatori. Esattamente. È andato? Perfetto, grazie, è arrivato. Perfetto, grazie a voi. Non avevo notato il menu a tendina qua sotto. Allora, oggi faremo un breve test sugli scenari, per cui vi racconteremo un caso d'uso e poi abbiamo 5 schermate. Per ciascuna schermata io farò un'introduzione, vi chiederò di osservare l'immagine che è presente nella domanda, di rispondere alla domanda e quando tutti avranno risposto di premere il pulsante avanti, così possiamo procedere tutti di pari passo. È chiaro? Quindi io vi racconto lo scenario, voi osservate l'immagine che viene postata qua nel sondaggio, rispondete, quando tutti abbiamo risposto premiamo il tasto avanti. Perfetto. Allora, lo scenario è questo. Prima si è parlato di ecosistema, no? E quindi stiamo raccontando come un possibile utente che è interessato a candidarsi per fare un'attività di volontariato sul territorio ricerca questa informazione fino ad arrivare appunto alla possibilità di scoprire l'associazione che fa quella determinata attività e poi soprattutto
di votare, quindi di prendere e candidarsi alla posizione stessa. Cosa usiamo? Siamo nel mondo della MyPA. Carlo, scusami, ti interrompo un secondo solo, che ci allineiamo tutti quanti qua in sala, scusami, perché altrimenti tu vai avanti e qualcuno rimane indietro, siccome dobbiamo andare avanti tutti insieme, ne abbiamo parlato. No, però facevo l'introduzione e poi dopo... Sì, ma siccome sono distratti da cercare di arrivare al link, allora prima arriviamo tutti e dopodiché ti do l'ok nel partire. Scusami se ti interrompo per l'ennesima volta. Mirko, se ci sono problemi c'è anche il mio cellulare, eventualmente lo disinfettiamo. Sì, scusami Carlo, ma... No, va benissimo, assolutamente. Altrimenti già siamo in pochi qui, se perdiamo anche i pochi siamo fregati. Ditemi voi quando ci siamo. Un attimo, c'è Mirko che sta agendo, un secondo solo. Mirko, in caso c'è il mio PC, eventualmente quello di Sara, se per caso c'è difficoltà. https forms di nuovo in chat, scusa. GLE/S minuscolo, C maiuscolo, G minuscolo, Domodossola maiuscolo, 7, J minuscolo, 9, Domodossola maiuscolo, quadro minuscolo, 6, 1 W minuscolo, Umbria maiuscolo, Ancona maiuscolo, Y minuscolo, Ragusa maiuscolo, 9. Perfetto. Cioè, sullo smartphone è un po' difficile. Carlo, puoi iniziare, vuoi continuare, scusa. Perfetto. Allora, quindi siamo tutti sulla prima schermata, la prima domanda. Lo scenario è questo, siamo nella MyPA. Che cos'è la MyPA? La MyPA è sostanzialmente il punto di contatto del cittadino con la pubblica amministrazione di Regione del Veneto. È il luogo dove il cittadino può trovare delle informazioni relative a dei servizi, oppure, accedendo all'area riservata, visualizzare tutta una serie di servizi legati alla sua utenza, come ad esempio le domande che ha fatto per bandi, i pagamenti effettuati, ad esempio per il bollo auto, eccetera. Quindi è il punto di contatto tra la pubblica amministrazione, regionale ma anche comunale, nei confronti appunto del cittadino. La MyPA è organizzata con un'area pubblica dove l'utente può cercare delle informazioni ed un'area riservata dove trova le informazioni legate al suo profilo. Ora, lo scenario è questo. Mettiamoci nei panni di Giovanna. Giovanna è una persona che abita nel comune di Thiene, è sposata, ha 2 figli relativamente grandi in quanto già uno frequenta le superiori, si chiama Andrea, mentre Matilde, la più piccola, frequenta l'ultimo anno delle medie, ma ancora non ha deciso cosa frequentare poi nella fase successiva della sua carriera scolastica. La nostra Giovanna è sposata, abita nel comune di Thiene, lavora part-time e, visto che adesso i figli sono diventati un po' più autonomi, ha deciso di dedicare parte del suo tempo libero ad un'attività di volontariato e gli piacerebbe dedicarsi al mondo della fragilità, quindi a trovare quelle associazioni che in qualche modo fanno un'assistenza agli anziani, alle persone con disabilità, eccetera. Quindi Giovanna, conoscendo la MyPA, si collega su MyPA digitando l'URL e questa è la prima, con il suo cellulare,
E questa è la prima schermata che si presenta. È una schermata dove noi abbiamo sostanzialmente 3 possibilità: la ricerca, le aree tematiche, l'assistente digitale e la mappa. Ora vi chiedo, provate a osservare questa immagine e indicate qual è il primo strumento di ricerca che utilizzereste. Quindi guardate l'immagine, osservate che cosa offre come opportunità di ricerca e poi scegliete tra una delle 4 opzioni che sono presentate nelle risposte. Non premete ancora il tasto avanti, cioè facciamo il clic e poi quando tutti hanno scelto premiamo avanti. Vi lascio un minuto per osservare l'immagine. Quindi il motore di ricerca è il primo, i tag sono i tastini, quelli diciamo verdini, ok, acquamarina, ok, e blu, e invece l'assistente, diciamo, è quello, diciamo, che non ricordo più come si chiama, ma comunque Marco, giusto, Marco. E poi invece c'è la mappa. Abbiamo risposto tutti? Possiamo procedere con il tasto avanti? Siete pronti qui? Sì, possiamo pure andare. Perfetto. Siamo alla seconda domanda. In realtà qui è legata alla prima, per cui se nella prima domanda avete scelto qual è il primo strumento di ricerca che avete utilizzato, provate a indicare in questa seconda domanda qual è invece il secondo strumento di ricerca che utilizzereste per trovare queste informazioni. Ovviamente diverso da quello che avete indicato nella prima domanda. Se avete tutti risposto, possiamo passare alla terza domanda, premendo il tasto avanti. Sì, naturalmente invito a chi è collegato da remoto di eventualmente porre domande se ci sono problemi. Allora, che cosa è successo? Giovanna ha scelto di utilizzare il motore di ricerca, quindi ha scritto la parola volontariato, ha fatto cerca ed ora la MyPA gli mostra i risultati della ricerca. Quindi gli mette una serie di informazioni che, secondo il motore di ricerca della MyPA, corrisponde al concetto di volontariato. Ora, osserviamo i risultati che propone la MyPA e leggiamo un po' quali sono le informazioni riportate. Per cui abbiamo un primo risultato che dice Associazione Famiglie Adottive Alto Vicentino, VADA, Associazione Volontaria Amici degli Anziani Ginegri, diventa volontario anche tu, scopri tutte le posizioni aperte, e poi abbiamo il sostegno del comune all'attività vale 100.000 euro, pubblicato il bando. Scusate che sta passando pure l'ambulanza oggi. Ora, rispetto a queste 4 voci, secondo voi il risultato, il sostegno del comune alle attività vale 100.000 euro, pubblicato il bando, è un servizio, una scheda informativa, oppure non sapete esattamente a cosa si riferisce questo risultato? Scegliete la risposta e quando tutti abbiamo votato prendiamo il tasto avanti. Avete votato? Possiamo procedere alla prossima domanda? Sara, un attimo Carlo, secondo solo. Qui dicono tutti ok, a posto. A posto. Altra domanda, rimaniamo sempre sulla pagina dei risultati della ricerca. I risultati sono gli stessi che abbiamo letto prima. Secondo voi il risultato che si intitola VADA, Associazione Volontari Amici degli Anziani Ginegri, è un servizio o una pagina informativa? Quindi ci posizioniamo qua sotto dove ci sono le risposte e diciamo se è un servizio o una scheda informativa. Oppure se per voi è altro potete scrivere per me è, non lo so, un link che porta alla pagina dell'associazione.
Abbiamo votato? Cioè abbiamo votato, abbiamo risposto tutti quanti? Vai pure Carlo, qui in sala. Procedere? Sì, sì, procedi. Spero che siccome non scrivo, vuol dire che stiamo procedendo anche chi è da remoto. Sì, ma c'è una mia collega che alle spalle sta guardando quanti stanno votando, per cui se ci sono dei problemi lui ce lo segnala. Siamo sempre nella pagina dei risultati della ricerca. Ok. Giovanna sostanzialmente stava cercando quali erano le posizioni aperte, quindi le richieste di volontariato delle associazioni del suo territorio, per cui aveva indicato nei filtri il comune di Thiene. Secondo voi, nei risultati che propone MyPA, quali di questi permettono di sostanzialmente trovare quelle che sono le posizioni di volontariato aperto, cioè che mi mostrano un elenco di possibili posizioni inserite dalle associazioni del comune di Thiene? Rispetto ai 4 risultati, secondo voi, un solo risultato porta a questa pagina? 2 risultati? Tutti i risultati? Cioè provate a scegliere una delle risposte che sono elencate in fondo alla domanda. Qui è un po' più articolato, diamo un po' più di tempo. È un po' più tricky da questo punto di vista, nel senso che abbiamo voluto proprio vedere, rispetto anche alle domande precedenti, no, se ci fosse una coerenza nell'interpretazione dell'informazione. Questa è un po' più lunga da leggere, per cui vi do un po' più di tempo. Se anche gli altri 2 colleghi siamo a posto, risposto, benissimo, poi procedere. Abbiamo votato, abbiamo risposto, perfetto. Altra domanda. Giovanna ha deciso di cliccare sulla voce che si chiama Diventa volontario, partecipa anche tu, scopri le posizioni, sul tasto ricerca. Atterra a questo punto su questa pagina. Come vedete, espone, come dire, quelle associazioni che stanno richiedendo un volontario del comune di Thiene e ne mostra 2. Lei però voleva sostanzialmente come dire, offrire la propria disponibilità per l'ambito della fragilità. Secondo voi, dove potrebbe fare click Giovanna per eventualmente inserire ulteriori parametri, quindi filtrare quelli che sono questi risultati per selezionare solo ed esclusivamente quei risultati che si riferiscono ad un'attività di tutela e cura delle persone fragili? Quindi osservate la pagina e poi in questo caso è una domanda aperta, indicate nel testo qua sotto dove avreste fatto click per poter inserire ulteriori parametri di filtering, quindi di filtraggio sui risultati proposti dalla MyPA. Con vostre parole, cioè non potreste dire faccio clic in questa posizione, faccio clic su questo elemento, torno indietro nella ricerca. Provate a descrivere qual è il comportamento che in qualche modo, secondo voi, Giovanna farebbe per appunto arrivare ad ottenere l'informazione che sta cercando. Avete risposto? Ci siamo? No, aspetta Carlo, perché questa è un po', mica così. Bisogna scrivere poi, quindi si perde un po' più tempo. Un attimo solo che... Ci deve essere un testo di risposta lunga.
Abbiamo 3 minuti. Beh, basta un'indicazione, non dobbiamo scrivere un No, ma Carlo qui, naturalmente, se è andato sulla domanda sbagliata, un secondo solo, c'è Mirko. A posto Mirko? Sì, scusa Carlo, può pure A andare. posto? Ottimo. Ultima domanda. Allora, Giovanna ha fatto il click sul pulsante filtra che vedevamo qua e appaiono questi possibili filtri dei risultati. Secondo voi, Giovanna, per poter indicare, se volesse appunto visualizzare le sole richieste di volontariato destinati ai giovani, ok? Dove fa click su queste voci? Su denominazione, su struttura, su settore, su attività, su destinatari? Qui ne abbiamo indicate 3, più un non saprei. Selezionate, secondo voi, come dire, la voce dove Giovanna potrebbe indicare che vuole visualizzare solo quelle associazioni dove c'è una posizione che potrebbe essere di interesse per i giovani. A posto qui? Ok, qui Carlo abbiamo... Okay, passiamo all'ultima sezione. Queste sono una serie di domande personali per cui vi chiederò di indicare la vostra fascia d'età, comune di residenza, che cosa utilizzate abitualmente quando entrate in contatto con dei servizi digitali della pubblica amministrazione, tra smartphone, computer, tablet, la videochat, oppure se preferite lo sportello, se avete già utilizzato o meno MyPA, e poi appunto che voto date all'esperienza vissuta di ricerca di una posizione di volontariato da 1 a 10, e quindi se consigliereste ad un amico o ad un parente l'utilizzo di MyPA con questa modalità di ricerca, dando un voto da 1 a 10, e poi eventualmente se volete lasciare un commento su quanto visto, come aspetti positivi oppure cosa vi è piaciuto o meno, potete tranquillamente scrivere la vostra risposta qua. Quindi qua adesso siete totalmente autonomi nel rispondere a questa ultima sezione del nostro sondaggio. Comunque vi ringrazio, adesso termino la condivisione. Grazie Carlo, aspettiamo un attimo di vedere che qui finiscano, qui in sala finiscano. Dai te i risultati dopo, come funziona? Sì. Okay, adesso sto vedendo se anche gli altri tavoli hanno concluso. Manca ancora Vicenza e Montebelluna. Ok, quindi possiamo prenderci qualche minuto anche noi. Siamo ultimi che è la cosa importante. Un attimo Carlo che stiamo finendo. Perfetto. Un attimo, stiamo quasi arrivando. Ok, anche qui abbiamo finito. Perfetto, allora grazie mille della disponibilità. Se non ricordo male, da programma ci dovrebbe essere uno switch dai tavoli alla plenaria con un intermezzo di una decina di minuti dove noi raccogliamo
i risultati fatti su tutti i 5 tavoli e vi presenteremo quelli che sono stati i risultati di questa attività di testing con 2 utenti.